Amici del rugby, diciamo allo stadio Battaglini, per l'ultima giornata della Pool 1 della Challenge Cup di rugby. In maglia verde, alla sinistra dei teleschermi, la squadra londinese dei London Irish, mentre in maglia rosso-blu consueta la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Speriamo che la lucidità rimanga per continuare su questa trama. Ancora Skivington, un signore che si è giocato qualcosa come 150 partite con la franchigia dell'Ulster, quindi un giocatore di grandissima esperienza. E vediamo che infatti il drive dei londinesi impressionante, costringono a retrocedere i rossoblù, che comunque non vanno poi a impegnare con tanti uomini questo punto d'incontro. Pallone ancora al piede da parte di Stili, grande pressione dei tutti verdi, ma recupera il pallone Basson, riciclaggio su Ngawin, contrattacco, parte il tre quarti di Auckland, buon riciclo, ai ai ai, la palla era uscita dalla parte sbagliata, ma penalty giocato velocemente dai rossoblù e Bronzini guadagna 10 metri e forse qualcosa di più. Ci è abituato in passato, sta ricorrendo probabilmente. E adesso è stato commesso anche un pallone perduto, ma sembra invece recuperato nella rack. Ottima difesa di Rovigo, avanzanti, questo è importante, nel momento di Londra, dei giocatori di Londra c'è stato partenza di Treviranus che beffa i rodigini con un trucchetto dalla rack e arriva alla prima meta dei londinesi. Insomma, quel signore lì era in campo quando Samoa ha disputato l'ultima Coppa del Mondo. C'è da dire che erano da qualche minuto rientrati in campo sia Aulika che Short, ed è tornato in panchina Cross. bene, siamo senza mediano, quindi dobbiamo essere bravi adesso, partiamo lenti e troviamo ecco, Rodriguez si sostituisce a Bronzini ruolo di nuovo, il Panecker che è sempre un ariete quando deve portare avanti il pallone, lotta sempre fino all'ultimo centimetro rispondendo se li va a prendere tutti. Da Bronzini a Rodriguez, pallone Menon che insiste sull'asse verticale, cercare di chiamare anche il sostegno offensivo Guillermo Rohan. Il senso del campo molto bene, sul consiglio adesso che vedete si smonta nelle costole perché vedo che si mantiene incostato, probabilmente controllando di respirazione, tanto Basson E voilà! E dunque con la trasformazione di Garafty, London Irish chiude il primo tempo sul punteggio di 10-6. Al 56esimo minuto Matteo Ferro per la preparazione della partita su Flash, numero 8, Introduce Stili, vince la mischia dei London Irish, stappano le prime linee, vediamo l'arbitro che lascia giocare Stili all'esterno, Short viene messo in auto ma forse c'è un toccato a terra ed è meta di Short. Shane Garafty per aggiungere altri 2 punti, niente da fare, punteggio quindi è di 15-6, seconda fase. Se abbiamo qualche problema nel ripiazzamento difensivo in questo momento, Sì. la stanchezza comincia a farsi sentire. Per fortuna va a chiudere ancora una volta Francesco Menon, a mettere giù il trequartiale inglese, però ora c'è una valanga, una marea verde che si avvicina all'area dei 22 del Rovigo, ancora Tom Guest riesce a metterci quei 3-4 metri dentro l'area dei 22 a favorire l'avanzamento dei compagni, in sostegno Fembi riceve il pallone e adesso Treviranus va a marcare la meta in mezzo, praticamente la terza meta del match per i London Irish, doppietta personale. Potrebbe essere questa anzi forse quella che probabilmente 14, quindi 10 punti il London Irish li ha segnati in virtù della superiorità numerica ai danni del Rovigo. Ora contrattacco dalla linea dei 22, la palla recuperata e ora grande contrattacco, strepitoso Fembi, pallone a Topsy Ojo e questo non lo fermi mai, lo prende per le orecchie ma Basson, ma alla fine marca meta. Ad essere da questa rimessa là Skivington e infatti eccolo lì, terza meta di Treviranus. 3 delle 5 mete dei London Irish sono sue.
all'ultimo posto con un punto in classifica frutto del bonus ottenuto su questo campo nella partita contro il Grenoble. Mischia c'è il tallonaggio, anche se forse sta girando oltre i 90 su Aniston, e adesso la partita si conclude col punteggio di 34-6 per i London Irish.